Inaugurata a Padova la sede ristrutturata del CONI Veneto alla presenza di ben 12 campioni olimpici, un modo anche per ricordare l'enorme contributo che la nostra regione ha dato e sta continuando a dare allo sport italiano. Giorgio Bonomi. Ci sono proprio tutti, da Federica Pellegrini a Gelindo Bordin, da Sara Simeoni a Maurilio De Zolt. Sono le 54 medaglie d'oro olimpiche che il Veneto ha regalato allo sport italiano, le cui foto ora abbelliscono la sede ristrutturata del CONI regionale nella curva sud dello stadio Euganeo a Padova. Una mostra fotografica permanente rivolta soprattutto ai ragazzi delle scuole medie e superiori, che la potranno visitare con le loro classi, guidati proprio da alcuni dei campioni. Noi vorremmo che questo diventasse un momento per le scuole di venire a trovarci, gli mostriamo questi grandi campioni olimpici in fotografia, ma gli spieghiamo anche la storia dello sport. A festeggiare il taglio del nastro 12 olimpionici DOC, da Rossano Galtarossa, oro nel canottaggio a Sydney 2000, l'arciere Marco Galiazzo, dall'unico italiano campione olimpico dei pesi massimi Francesco De Piccoli, agli schermidori Marco Marina, Antonella Ragno e Francesca Bortolozzi, dal ciclista Franco Testa al canoista Pierpaolo Ferrazzi. Tutti insieme per lanciare un messaggio forte alle autorità: lo sport veneto ha bisogno di maggiori investimenti, specie per le infrastrutture. Non lasciare solo ai comuni la responsabilità di mettere a posto gli impianti, abbiamo tanti impianti che hanno bisogno di essere seguiti, perché questi diventeranno un punto dove i nostri ragazzi possono passare delle giornate felici.